Oh, intanto 2 gol al girone fatta lei con K, hai detto non volevi giocare più. Beh, in realtà ho specificato, non volevo giocare più nel momento in cui non mi sarei più divertito. Mi sto divertendo, devo dire la verità. Comunque è una competizione che mi sta prendendo. La senti pure tu? No. Ma aspetta, ma chi è? Tu? Sì. Sì, pronto? Giovanni, buongiorno. Ma chi è? No, come che? No, sono il Gaetano. Gaetano. Gaetanino. Ma chi Gaetano? No, sono Gaetano Fedele. Ah, Gaetano! Sì, scusami, Gaetano. Scusami, non avevo riconosciuto bene il timbro. Senti, come stai? Tutto bene, grazie. Mi fa piacere. Senti, vedi Adora, io ho fatto un po' di valutazioni, ecco, lasciamo perdere un po' come è andata questo discorso con Paolo, capisco l'emozione, sai, insomma, effettivamente il fatto di stare davanti a un calciatore che è stato un tuo idolo da ragazzino, magari qualche difficoltà te l'ha data, però come ti ho detto, tu mi hai fatto una buona impressione. Effettivamente volevo un po' vedere qualche lavoro che avevi fatto, insomma, in questo periodo, insomma, ecco, sicuramente sei andato sui campi a vedere qualche giocatore, quindi se mi porti quello che hai visto, sperando che hai visto qualcosa di buono, logicamente ne possiamo parlare insieme e magari fare altre valutazioni in merito. Sì, Gaetano, sì, assolutamente, ti posso portare i fogli per farti vedere tutto, le immagini ti faccio vedere sul tablet, sul computer. No, Giovanni, non fa 300 cose. No, poche ma buone. Ok, ma di che livello stiamo parlando? Livello sempre alto, Giova, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Ok, Gaetano, quindi ci vediamo di persona per discutere di tutto? Allora Giova, sì, vieni al mio ufficio martedì alle ore 12:30. Perfetto, allora ci vediamo da te, mi sono segnato tutto, grazie. Ciao Gaetano! Ciao Giova, un abbraccio. Mamma mia, voglio, speriamo bene. Oh, mi raccomando, la tua occasione. Adesso ti manca solo seguire le partite. La parola. Andiamo, ti aiuto io, non ti preoccupare. La strada è lunga. Sono un po' in ansia, lo ammetto. Sono stato richiamato da Gaetano, non so cosa aspettarmi. Ho provato a invertire un po' la rotta dal punto di vista già dell'abbigliamento. Invece di mettermi la maglietta mi sono messo la camicia, può essere che faccio più colpo su di lui. Non lo so, l'altra volta non è andata bene, lo ammetto. Sono stato un po' impacciato pure a rispondere. In realtà non me l'aspettavo nemmeno, devissi rispondere a un esame a Paolo Cannavaro. Che Paolo Cannavaro l'ho sempre visto dall'altra parte dello schermo giocare, il mio capitano. Bello e buono, faceviste l'esame a me. Giovanni, come ti senti oggi? Un po' teso, dure. Un po' ti senti normale, però l'importante è che sei concentrato. La scorsa volta abbiamo avuto, cioè tu hai fatto, no, tu hai fatto brutta figura, ma stavolta ci hanno dato una seconda possibilità e la seconda possibilità vanno sfruttata. In realtà l'altra volta non è che eri proprio preparato, Oh, ricordati che è tutto in mano a te, cioè sei tu che fai brutta figura, no? A me non mi vedono, non mi sentono, però ho visto che ti sei preparato più cose stavolta, io pure sono stato un po' più attento, vediamo di superarla. Effettivamente, è tutto in mano a me. Dai, concentrato. Siamo... Buongiorno Gaetano. Buongiorno Giovanni, come stai? Tutto bene. Grazie mille per avermi richiamato. No, prego. Ma lo sai, allora, Giovanni, io sono una persona che va molto ad empatia. Sei un ragazzo che secondo me qualche qualità ce l'ha, quindi prima di dare un giudizio definitivo vorrei, come ti ho detto, anche capire altre cose per essere più serio nella mia valutazione. Ti ringrazio. Come ti ho detto, portami un po' di cose che hai fatto, insomma, i calciatori che hai visto in questo periodo. Io ho portato sia un fascicolo, anche il computer. No, io sto cosa mi togli il computer da mezzo, cominciamo dalle cose concrete, perché il computer è una delle cose che nel calcio non sta creando solo problemi. Andiamo operativamente da quello che hai visto, qualche giocatore che secondo te ti è piaciuto, cioè che lavoro hai fatto? Ho fatto un lavoro di ricerca di alcuni profili di calciatori, vari profili, vari ruoli. Più che altro me li sono tutti quanti annotati con le loro schede di valutazione tecnica proprio del giocatore. Età, ruolo. Ti dico cosa avevo pensato io, fammi vedere un attimo queste cose. A chi deve pensare? Allora, sì. hai tu qualcosa? No. Tu questo problema ce l'hai sempre ogni tanto. Vabbè, Sempre l'emozione. però Dobbiamo un po' scioglierci. Scegliamo un po' questo, perché comunque ecco l'emozione che sei un ragazzo, non mi sembra che sei un ragazzo timido, perché se sei timido questo lavoro Non lo posso fare. esattamente. Allora, oggi cosa avevo pensato io? Praticamente di farti dare una valutazione diversa, come se tu oggi ipoteticamente, avendo visto qualche profilo interessante, lo devi proporre ad un direttore sportivo e quindi vedere su questo come ti comporti e come esponi o come convinci un direttore sportivo a prendere un calciatore. Si può fare.
fare. Sono pronto, si può fare, senza paura. Ok, quindi lo facciamo con un direttore sportivo. Mica lo puoi fare con me, perché se ci vuole un direttore sportivo, io faccio il procuratore. Se sei pronto, io chiamo il direttore. Vai, vai. Direttore? Ciao, Poi Francesco, come stai? tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Giovanni? Ciao, molto piacere, Francesco Montervino. Ciao, piacere Giovanni. Io ti ho detto, qua bisogna fare le cose per bene e a livello professionale. Francesco, ti rubo 2 minuti, ti ho fatto venire qui perché Giovanni è un ragazzo molto valido che voleva intraprendere questa attività. La gente che ho fatto capire che c'è un Da percorso. procuratore? La gente è un percorso un po' lungo e complicato e io gli sto dando alcune indicazioni, ma soprattutto alcune prove da superare. Oggi si era pensato di fare una valutazione, dato che tu sei un bravissimo direttore, come, dato che tu hai visto dei calciatori, di proporti dei giocatori e tu poi valuti se sono calciatori che secondo te possono far parte della tua squadra eventualmente o del tuo interesse o meno. E lui ti ha preparato tutto. Giusto Giovanni? Esatto. Sono un po' emozionato comunque, sono un po' emozionato perché non me l'aspettavo. Comunque, prima Paolo Cannavaro. E già per me quello è stata una botta d'adrenalina incredibile perché l'ho sempre seguito dalla televisione, da tifoso del Napoli quando ho indossato la fascia da capitano, qui con la nostra maglia. Poi Francesco Montervino, che è stata la storia del Napoli, in realtà l'ha proprio scritta. Trovarmeli davanti entrambi così, di botto, senza sapere niente, senza aspettarmi nulla, è stato incredibile. Quindi il percorso pian piano stava prendendo una direzione che non mi sarei mai aspettato. Però mi va di specificare una cosa molto importante, perché man mano che va avanti la serie iniziano ad arrivare diversi commenti sia su Instagram che su YouTube. Che sia chiara una cosa, mi fa molto piacere che vi stia appassionando questo mio nuovo percorso e progetto lavorativo, quindi è importante che ci sono dei commenti, non devono per forza essere tutti positivi, qualche critica ci può stare, però io mi aspetto sempre critiche costruttive che possano comunque far sì che si possa andare avanti in questo progetto. E vi dico la verità, non tutte sono state critiche costruttive, o comunque non tutti i commenti che sono stati scritti sono stati fatti nell'ottica di aiutarmi. Qualcuno in realtà ha alzato proprio una barriera, come a volersi distaccare da questo percorso, non capendo che è tutto vero. E quindi è proprio questo ciò che voglio farvi capire. Il percorso di procuratore sportivo, nonostante è un percorso molto impegnativo, molto difficile, bisogna studiare, bisogna conoscere il calcio, bisogna conoscere tante cose in realtà, non solo il calcio, è un qualcosa di reale, è un qualcosa di vero. Avete visto, state vedendo comunque degli atteggiamenti non proprio seri in alcune parti della serie, ma è proprio qui il dettaglio importante. Essendo una serie sul web, un po' come succede nelle serie televisive, c'è il colpo di scena, c'è il cambio improvviso anche del protagonista, anche del personaggio principale. In questo caso sono io, che man mano che si va avanti nella serie cambia anche comportamento. Quindi all'inizio l'avete visto un po' più rozzo, un po' più grezzo, man mano che si sta andando avanti noterete dei cambiamenti di comportamento, soprattutto a partire da questa puntata. Direttore Montervino, sempre seguito dall'altra parte dello schermo. Già, ho capito, però se noi dobbiamo fare le cose in un certo modo, devi anche vincere questa. Vabbè, sono qua. Dai, sono qua a posto, sono pronto. Che tipo di calciatori hai visto? Allora, il primo calciatore è un attaccante, Davide, pesa 60 kg. L'altezza 1,88 m per 60 kg. È un film di vita sto ragazzo, no? Così male. È un mingherlino. Parecchio di. Come hai fatto a vederlo? Vabbè, comunque in ogni caso c'ha un bel fisico. C'ha un fisico top, piede preferito il destro. Il sinistro comunque se la cava, sufficiente anche il sinistro. È una punta che prende posizione, si gira, fa salire la squadra. Che anno è? 22 anni c'ha. Fatti i conti. 2004. Più vecchio. Dove gioca? No, attualmente è svincolato. Sono andato a vederlo proprio in questi giorni. Dove l'hai visto? Sta giocando un torneo di un buon livello qui a Napoli e l'ho adocchiato. Tra i vari è quello che più mi è piaciuto. Secondo te che categoria può fare? Ma secondo me è una buona eccellenza a salire. Eccellenza, se Io mi spiegavo. Spiegaglielo perché io gliel'ho detto. Da dove dovevo iniziare? Allora, Francesco, cerchiamo di aiutarti. Comunque, Allora, ce ne sono c'è qualcuno di meglio Sì, dietro, quindi
perché la categoria... Allora andiamo dietro, va. sì, Andiamo a vedere sì. quelli che stanno a dire che Perché lui sa bene che la categoria professionistica è quella più importante, quindi comunque ci sono anche dei profili ecco, di Serie C. Mi posso permettere di fare delle domande? Certo, devi fare, certo. Allora, siccome qua leggo il nome del ragazzo, guarda, questo è poco importante, poi c'è scritto ala sinistra o quinto a sinistra. Quando tu parli di ala sinistra o quinto a sinistra, cosa intendi? Che può fare il doppio ruolo in più moduli. Può fare il doppio ruolo in più moduli. Però ti do un'indicazione, quando tu qua c'è scritto ruolo generico ala sinistra, devi specificare il tipo di sistema di gioco con il quale il ragazzo si è espresso in quella partita, che modulo hanno usato, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, in base a quello che è il modulo poi puoi indicare qual è il ruolo di appartenenza in quella partita. Vedrai che, se parlerai poi in futuro con altri direttori, vedrai che qualcuno ama quando si scrive quinto a sinistra, terzo a sinistra, quarto a sinistra, altri no. Tecnicamente quinto a sinistra non esiste, cioè dovresti specificare è un esterno di sinistra in un centrocampo a 5, a 4, a 3, non so se mi spiego. Certo. Dare un'indicazione ben precisa, come quando metti ala sinistra, ok, bassa, alta, offensiva, nel centrocampo oppure difensiva. È vero che quando si parla di ala si parla molto spesso di offensivo, ma se non so e non conosco il sistema di gioco non riesco a capire che tipo di ala è. 4-4-2. Perfetto, allora centrocampista esterno di sinistra. Esatto. Grazie per le informazioni. Grazie comunque per le informazioni, molto utili perché No, chiaramente... quando fai una relazione poi devi specificare. Io se non parlo con te leggo questo e devo capire perfettamente come il giocatore, così non Assolutamente. fermo restando che poi chiaramente la valutazione poi deve essere fatta a video. Sì, e oggi avevo preparato qualcosa ma il direttore ha preferito... Perché me la ci avrei, no, tu mi puoi proporre tutti i giocatori che vuoi, purtroppo oggi funziona un po' come magari tu pensi, ma non dovrebbe essere così. Molto spesso tanti direttori non conoscono neanche i giocatori, si basano a quello che gli stai dicendo e si fanno delle operazioni che a mio avviso non andrebbero fatte, però io sono un po', sarà vecchio stampo nonostante sia giovane. Io ti dico una cosa e tu dici me l'ha detto, cioè subito hai detto che sono stati e devi utilizzare quel... Vabbè, ci fa vedere un po'... non mi vado, subito ai canali, cioè senza pietà. Cioè uno cerca, capito, io ti voglio dare una mano perché ti vedo, io ho intravisto delle qualità, però ogni tanto tu mi fai delle scivolate, degli autogol, ascolta. Per esempio c'è un'indicazione cross e calci d'angolo e lui mi mette buono. Un cross è una cosa, il calcio d'angolo è un'altra, perché il cross si presuppone che la palla sia in movimento, il calcio d'angolo è un calcio da fermo. Esatto. Quindi dovrebbero essere due cose diverse, quindi cross com'è, calcio d'angolo com'è. Entrambe buone, è bravo in entrambi i casi. Diciamo, entrambe buone, non deve essere così, deve essere un po' più specifico. Questo però mi fa capire che il ragazzo è un ragazzo che ha una qualità tecnica importante, sì, perché se no non è un giocatore che lo mettono a calciare calci da fermo. Non è molto tecnico il calciatore in questione. Cosa intendi da rivedere nelle scelte? Nelle scelte che fa in mezzo al campo, spesso, nonostante la grande tecnica, sbaglia qualche passaggio per la troppa sufficienza. Troppa generosità magari a volte, no? Esatto, cerca magari di portare troppo il pallone, spesso sbaglia l'ultima giocata. Per esempio, questa è un'analisi giusta che hai fatto. Che quando uno esagera a portare palla, si concentra in quello che fa lui e non vede bene il movimento degli avversari, sbaglia spesso l'ultimo passaggio. Questa è una considerazione giusta. Nonostante è molto generoso, nel senso che con i compagni di squadra. Però poi qua mi scrivi non fa la doppia fase. Se uno è generoso, teoricamente dovrebbe essere anche bravo a fare la doppia fase. Cosa intendi non fare la doppia fase? Spinge molto, ha difficoltà poi a rientrare. E quindi se è generoso nell'attaccare. È generoso nell'attaccare e nel voler servire i compagni di squadra. Ma ti faccio una domanda, no? Un calciatore gode di più se fa gol o se salva un gol? Solo se salva un gol. Questa dovrebbe essere una regola, purtroppo è esattamente il contrario. E infatti quando un calciatore deve andare a far gol molto spesso fa uno scatto a 3000 all'ora perché il compagno sta facendo un cross, lui vuole andare per far gol perché l'essenza del calcio è quella, far gol, no? Esultare, certo, vincere. E quando invece devi difendere, vedi che tanti giocatori fanno una fatica incredibile a fare uno scatto per difendere un gol magari sulla linea, no? A me caserebbe di più salvarlo. È perché evidentemente non eri bravo con i piedi e non arrivavi mai davanti. Condivido quello che hai detto, però mi sembra un lavoro in linea di massima No, diciamo non è male. Non è rispetto all'altro, insomma, che era un profilo. Sì, diciamo che l'altro ragazzo indubbiamente andava valutato in maniera diversa. Questi sono i migliori che hai visto in questo periodo? Sì, giusto? in questo periodo mi sono focalizzato di più su loro. Sì, diciamo che il primo, secondo come tu avevi già detto prima, ecco, gli era piaciuto un po' meno di questi altri due, insomma, lui poi sta girando dei campi, insomma. Quanti giocatori hai visto in totale in questo periodo? Nell'ultima settimana
una cinquantina di calciatori. A proposito, attenzione perché sto venendo anche su alcuni campi da calcio a vedere qualche partita. Ultimamente mi avete visto a Sarno, ho messo una storia, non è la prima partita che vedo, in altre circostanze non ho messo le storie, aperta e chiusa parentesi. Detto questo, Se già su 50 tu fai soltanto 3 relazioni, vuol dire che anche il tuo modo di porti è un modo molto, molto attento. Non volevo farle perdere tempo, l'ho filtrato bene. non volevo farle perdere comunque troppo tempo, ho filtrato bene i calciatori visti. Questa è una cosa importante perché i direttori tempi da perdere, io parlo di me, non ne ho proprio. Quindi mi Quindi... piace di più a volte delle intuizioni, delle risposte che dà. Ma perciò ti dico, stiamo, secondo me ci si può lavorare, deve... Alberti, devo qualcosa per le mani. No. Cioè, comunque sono contento di come sta andando oggi. Poi Sai, magari sai cosa, Francesco? Questo mi piace. Lui, quello che noto, che lui è un po' emotivo nei movimenti, capito? è nervoso. È nervoso. E quello, se io becco un procuratore così di fronte, ho già vinto. Devo essere più... Adesso ci... Mamma mia, io non lo so, io ho detto... Vabbè, più sicuro, più sicuro e più sciolto. Bravo. Io ti pongo questa domanda, a questo punto, giocando a carte scoperte, secondo te, non tanto sul primo profilo, abbiamo detto, sul secondo profilo, hai attirato l'attenzione del Francesco, cioè il direttore prenderà questo calciatore, sì o no? No, non la prenderà perché comunque il direttore deve valutare con i suoi stessi occhi il profilo che gli ho proposto, deve valutare tutte le sue caratteristiche, sia tecnica e se è un giocatore valido da poter essere preso. È così. Se io ho insistito per farti venire perché questo ragazzo ha delle qualità introspettive e poi normalmente deve migliorare, però a me piace proprio questa sua umiltà e soprattutto subito poi del capire quello. C'è un modo solo per migliorare. Qual è secondo te? Praticare. Vedere quante più partite possibili. Più alleni l'occhio e più avrai la capacità di poter contrapporre dei giocatori. Soprattutto il consiglio che ti posso dare è vedere tanti ragazzi magari giovani, della stessa età ma di categorie diverse. Hai un occhio allenato che ti permette di propormi un giocatore, poi magari a me non piace, però almeno la proposta è una proposta di un giocatore comunque valido. Le qualità che deve avere un buon procuratore, quelle di conoscere i livelli. Quando un giocatore, come hai detto tu, eccellenza a vincere, allora dico un po' di prova. Non c'è tempo da perdere. Se il tempo è denaro, costa tanto. Che dici, qual è il prossimo passo? Quindi quale può essere il prossimo passo? Allora, il prossimo passo, caro Giovanni, una valutazione mia, se sei perché ora nella tua mente sei andato bene, oggi è stato un successo. E chi te l'ha detto? Ti abbiamo soltanto fatto un complimento su un tuo aspetto caratteriale. Capito? Ti dico una cosa importante, guarda, Gaetano adesso hai detto una cosa che è fondamentale. Se tu mi dovessi chiamare, io al 9% non ti rispondo. Impegnato. È impegnato. Sta mangiando. Non solo per quello, perché io oggi faccio una valutazione, dalla valutazione che ho fatta capisco che tipi di giocatori mi puoi proporre. Se il mio livello in questo momento può essere più alto e tu mi chiami, non è che non ti rispondo, nel senso che ti chiudo il telefono, no, ti rispondi quando sentiamoci Non più ti in dà là. attenzione. Non ti do l'attenzione. Va bene, comunque è stato già Si prende il suo tempo. si prenda tutto il suo tempo, è stato un onore, un piacere aver fatto questa chiacchiera Allora, al direttore. l'importante, Giovanni, a volte una parola, poi e due sono assai. Limitati a fare come stai facendo senza esagerare. Essendo anche meno nervoso, meno agitato. Magari buono. Lo dobbiamo poi dopo approfondire. Va bene? Va benissimo. Allora quindi ti faccio sapere io eventualmente qualcosa, tu tieni sempre il telefono acceso e nel frattempo che devi fare? Devo praticare, devo vedere i giocatori, devo andare sui campi. Bravo, vai sui campi. Se hai segnalazioni di amici. Io ho avuto molte segnalazioni ultimamente sui Eh. miei profili social dopo che sono uscite. Ma questi fanno parte di quelli che ti hanno. Alcuni sì. Ah, vedi, questo per esempio pure. È interessante come cosa perché molti ragazzi giovani che magari in passato non hanno avuto i giusti spazi o magari, che ne so, le giuste opportunità si vogliono rimettere in gioco, mi hanno scritto, mi hanno contattato per essere visti. Qualcuno. È sui miei social. Oggi funziona così, credo. Capito? No, io ho capito, però attento che ti contattano parecchi che dicono che sono campioni e poi dopo, quindi. E quello perché vanno visti, vanno valutati, vanno proposti per quelli che sono e poi i direttori faranno le giuste valutazioni. Bravo, così va bene. Allora, ci aggiorniamo per dammi qualche giorno di tempo per capire un po' come continuare. Va bene? Va benissimo. Ciao Gaetano. Ciao. È stato un piacere. Un onore. Ciao. Piacere mio.
Me sempre senza mano. Non capire, non viene a capire. Oh, io come Anni, il direttore dice che sempre per il fatto che sei nervoso. non lo usa ma se lo vende. Ma vabbè, Francesco non è male. Vabbè, fondamentalmente è un ragazzo che ha voglia, un ragazzo che vuole cimentarsi in questa nuova No, esperienza. allora ti dico, secondo me va approfondita la cosa, perché vedi, sì, un po' confusionario, però poi dei principi, dei Ma concetti. la confusione dei ragazzi giovani che intraprendono questa strada, se ha l'umiltà, come hai detto tu, giusta, e la voglia di lavorare, secondo me può anche migliorare, può anche crescere. Vabbè, Francesco, grazie mille. Grazie a te, Gaetano. Ci vediamo presto. Ciao. Giovanni è un ragazzo napoletano, un ragazzo non voglio scedato, un ragazzo che secondo me ha voglia di fare, voglia di crescere, ha qualche difetto, ma chiaramente è alle prime armi, però credo che con la sua voglia, con la sua intraprendenza è un percorso che può sicuramente avere un seguito. Poi sinceramente, conoscendo bene Gaetano, sono certo che questi tipi di ragazzi gli piacciono e possono avere un futuro. Però mi raccomando, un po' come era nervoso, Giovanni, chiana. Con Francesco sembra sia andata meglio rispetto all'altra volta. Ovviamente non abbassiamo la guardia, non è successo ancora niente, mi sto impegnando, lo sto facendo anche per voi, se no non vi condivido niente, anche perché nasce soprattutto per voi questa serie e questa mia nuova attività lavorativa. Speriamo bene, incrociamo le dita perché non è finita qua, probabilmente siamo solo all'inizio. Mamma mia. Ciccio, io questa scena già l'ho vista.